Siamo qua col vicepresidente dell'ERSU Salvo Cannizzaro, grandissima giornata, grandissima atmosfera per il premio Giovanni Verga. Quali sono le sue sensazioni per questa giornata di oggi? Allora, siamo alla quarta edizione, quindi questo mi entusiasma ancora di più, vuol dire che è stato apprezzato negli anni precedenti non solo dalla organizzazione, quindi dall'ERSU, dalla rappresentanza amministrativa, politica dell'ERSU, ma anche dall'università che ci ha sempre supportati, dal magnifico rettore, ma ancora anche dall'amministrazione locale che ci, come dire, patrocina l'iniziativa. Ecco, quindi siamo arrivati alla quarta edizione e c'è sempre voglia di partecipare da parte dei ragazzi. Abbiamo avuto, come al solito, ragazzi che si sono impegnati per una settimana, da lunedì, che loro frequentano, diciamo, una sorta di laboratorio guidati dalla dottoressa Salamida, Alessandra Salamida, che è regista e attrice di livello, ha interpretato l'Antigone, ha interpretato al Teatro Greco-Romano di Catania, ha interpretato Proserpina, cioè, quindi diciamo che abbiamo una collaborazione di personalità, di personaggi, di professionisti di un certo livello. Ecco, questo ci incoraggia a proseguire che l'obiettivo è quello di incoraggiare i giovani a leggere, e a leggere principalmente le opere dei nostri conterranei. E Verga in primis, è qui il luogo per eccellenza, diciamo, dove ha inventato il masterpiece capolavoro Verga, è proprio questo, con i faraglioni alle nostre spalle, dove appunto i Malavoglia hanno vissuto la loro tragedia, la loro diciamo, condizione di vinti. Grazie.